Euroregione.news. Rivignano Teor, Fiera dei Santi e dei Morti 2023. Anche quest'anno la tradizionale Fiera dei Santi, organizzata dall'amministrazione comunale della sindaco Vanessa Vello, dal 31 ottobre a domenica 5 novembre. Allora, innanzitutto un'edizione molto lunga quest'anno. Partiamo come al solito, come da tradizione, il 31 ottobre, ma finiamo domenica 5 novembre. Quindi ci saranno molte sere e tanti intrattenimenti previsti anche per le serate, oltre a quelli già che fanno parte ormai della tradizione consolidata della Fiera dei Santi, quali il Festival Mondiale della Canzone Funebre il 2 di novembre, e poi avremo la sfilata di moda a cura dei commercianti ed esercenti locali, con le finali, insomma le selezioni finali di Miss Mondo, ma novità di quest'anno i grandi concertoni del 3 novembre sera e del 4 novembre sera, con delle band di rilievo nazionale. Altre novità: avremo delle mostre, avremo degli intrattenimenti anche di tipo comico, uno spettacolo teatrale diverso dedicato al nostro popolo, il popolo dei friulani. Allora, naturalmente i momenti più attesi dal pubblico che segue con trepidazione l'inizio della Fiera dei Santi di Rivignano saranno certamente il 31 ottobre, che è la giornata dell'inaugurazione. Partiamo con la Festa della Patria dal Friul, per poi passare alla sfilata delle maschere di Vapore dedicate ai più piccolini. E avremo naturalmente la rievocazione storica, lo spettacolo sul campanile, lo spettacolo pirotecnico, la lunga notte bianca che attende a tutti i nostri visitatori. Quindi ce n'è davvero per tutti i gusti e per tutti gli interessi. L'altro evento clou della fiera è senza dubbio l'appuntamento con il Festival Mondiale della Canzone Funebre, come dicevo prima, il 2 di novembre sera. Ecco, qui da Piazza Tarabane sul palco centrale si esibiranno naturalmente i gruppi che già hanno subito una selezione, da parte del curatore di questo evento, di questa manifestazione, che è Rocco Burtone, e quindi verranno a esibirsi qui dal vivo nel nostro paese il 2 di novembre. Tutti quelli che verranno a visitarci avranno la possibilità di vedere nelle strade del centro del nostro paese la fiera dei sapori d'Italia, del dolce, dell'antiquariato, dell'hobbismo, dell'artigianato. E il 2 ci sarà anche la tradizionale fiera mercato, appunto, del Giorno dei Morti, ci saranno delle mostre molto interessanti, e poi la presenza importantissima dei nostri ricchissimi stand enogastronomici organizzati dalle associazioni locali, che offriranno a tutti i nostri visitatori pietanze prelibate, squisitezze tradizionali della cucina locale, insomma, del momento. E quindi l'appuntamento è per la Fiera dei Santi di Rivignano. Ben 6 giorni, dal 31 ottobre al 5 novembre, e tutte le sere, tutti i giorni potrete trovare e accogliervi le nostre associazioni, nei nostri stand, e tantissime iniziative, tantissimi eventi e intrattenimenti per tutti i gusti e per tutti gli interessi. Da Rivignano Teor per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.